Bentrovati, buongiorno telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. Entriamo in diretta anche per questo venerdì 24 luglio per aggiornarvi su tutti i fronti della cronaca, dell'attualità e della politica. Tanti come sempre i collegamenti con il territorio. Fra poco andremo a Venezia per parlarvi di una scia di violenza da Rialto a Campo San Polo, poi in Valsugana una giornata nera sul fronte della viabilità. Questo sarà il primo weekend da bollino nero. Parleremo poi di case della comunità, parleremo di TAV e poi la protesta dei rider nazionale che si sta inscenando in questi minuti a Padova, ma non possiamo non partire da quanto è successo nella notte nel Trevigiano, a Ponte della Priula. Siamo in comune di Susegana, dove per noi c'è la nostra Marta Marangon con Simone Merlo per la parte tecnica. Cos'è successo questa notte, Marta? A te la linea. Buongiorno. Sì, buongiorno Cristian, a te i telespettatori che ci stanno seguendo da casa. Siamo a Ponte della Priula in via Mandre. Qui questa notte c'è stato un raid dei ladri che hanno seminato il terrore. Siamo al civico 15, l'abitazione che è stata derubata è quella che vedete lì al civico numero 13. A sentire quanto accaduto i vicini di casa che abitano appunto qui. Abbiamo il signor Umberto Peruzzetto. Che cosa è successo allora? Verso le 2 di notte abbiamo sentito dei colpi tremendi, penso avessero un piccone, una mazza e battevano su. Al momento pensavamo fosse un'abitazione e poi invece ci siamo accorti che erano vicine alla nostra casa. Ecco, e quindi cosa avete fatto? Ho aperto il balcone per vedere cosa c'era, al momento si sono fermati, come l'ho richiuso hanno finito il lavoro. Ma c'erano dei colpi tremendi e siamo usciti fuori ma non c'erano già più al momento. Poi sono arrivati i carabinieri e si sono accorti che c'era il balcone divelto con la finestra aperta e sono entrati e hanno spaccato su tutto. Ecco, tra l'altro, insomma, voi non siete gli unici vicini che si sono allertati, perché erano talmente forti questi colpi che sono stati appunto uditi anche dalla casa di fronte, dall'altro lato della strada. I banditi hanno proprio sfondato, probabilmente a colpi di piccone, di mazza, il muro, perché pare che ci fosse una cassaforte. Sì, c'era una cassaforte, penso, perché hanno spaccato proprio da dietro, si vede proprio il taglio del muro, si vede che era una cassaforte qualcosa. Poi il signore che sta nella casa di là ha chiamato i carabinieri, sono arrivati ma erano già scappati in teoria. Però è riuscito a vederli il suo vicino anche? Sì, però sono giovani, però col buio non si vedeva tantissimo. Penso 2 ragazzi giovani avevano la macchina un po' più avanti e sono scappati via. Hanno saltato il cancello e sono andati. Lei ha avuto modo di parlare con il suo vicino che ha subito questa violenza? No, l'abbiamo chiamati stamattina per venire giù per via del fatto qua, ma non mi ha detto niente di preciso. So che ha cambiato il telaio della finestra, però non so di preciso cosa è successo. Ecco, è chiaro che un episodio del genere preoccupa non poco, perché insomma le case, come vedete, sono proprio tutte attaccate l'una all'altra, camera con camera, muro con muro, quindi insomma la preoccupazione c'è. È una bella notte, infatti dopo le 2 non abbiamo più dormito, anche perché tra la tensione e la paura non abbiamo più dormito. Non è roba di tutti i giorni, la paura c'era. Anche perché al momento avevamo anche noi il balcone in spesa per il caldo e chissà mai che se sono venuti dietro arrivavano anche dentro da noi. Così. Ecco Cristian, questa dunque è la situazione da Ponte della Priula. Restituisco la linea allo studio. Grazie Marta Marangon con Simone Merlo per la parte tecnica. Ancora ladri, ancora furti, è una vera e propria scia, come una scia senza fine purtroppo, quella degli incidenti stradali. Non ce l'ha fatta il centauro 25enne di Alano di Piave, Adam Svizzera, lo vedete nella foto, ferito domenica nel drammatico incidente lungo la strada Feltrina-Montebelluna. Il ragazzo è morto dopo 5 giorni di agonia, ricoverato all'ospedale Cafoncello di Treviso in terapia intensiva. Il 25enne era in sella alla sua moto quando si è scontrato con un'auto.
Violentissimo l'impatto, con il giovane bellunese soccorso in condizioni disperate e trasportato all'ospedale con l'elicottero di Treviso Emergenza. I rilievi dell'incidente sono aspettati alla Polizia Locale di Montebelluna nelle scorse ore da parte dell'ULS verso la prima mattinata di oggi. La conferma del decesso di questo 25enne, lo ripeto, di Alano di Piave, Adam Svizzera, che domenica si trovava in sella alla sua moto quando appunto si è schiantato contro un'auto lungo la Feltrina all'altezza di Montebelluna. E c'è stato un incidente stradale anche questa mattina alle porte di Bassano, coinvolti una macchina e una bicicletta con mamma e bambino. Attimi di apprensione verso le 9:30 a Bassano del Grappa, nei pressi della rotatoria tra Viale Vicenza, via Aldo Moro e via Palladio. Una mamma in bicicletta con a rimorchio il carrello su cui trasportava il figlio piccolo si stava recando al vicino supermercato quando è stata urtata da una vettura che ne ha provocato la caduta. Immediati soccorsi da parte dei passanti e di una pattuglia dei carabinieri giunta sul posto per i rilievi e la raccolta delle testimonianze. Madre e figlio sono stati rapidamente accompagnati all'ospedale San Bastiano per accertamenti sui traumi e le ferite subite, che sarebbero comunque di lieve entità. In quel punto dell'arteria che collega Bassano a Marostica ci sono corsie riservate alle biciclette su entrambe le carreggiate e anche per gli attraversamenti della rotatoria. Ritorniamo alla giornata tragica di ieri sulle strade della Marca trevigiana, con la morte di un 54enne di Chiarano nel pomeriggio. Era alla guida di un furgone da 7 posti quando all'improvviso ha sterzato ed è finito dentro un fosso contro il muro di un ponticello. È morto sul colpo l'autista del mezzo, un 54enne di Chiarano. Il drammatico incidente è avvenuto nel pomeriggio a Chiarano lungo via Carbonera e Nuova, all'altezza della rotatoria Cavalier. L'impatto violentissimo, il mezzo si è quasi capovolto. Il furgoncino che viaggiava in direzione Oderzo non aveva a bordo nessun altro passeggero. Il mezzo è uscito di strada dopo una curva. Immediatamente sono stati allertati i soccorsi, sono giunti sul posto i vigili del fuoco, un'ambulanza e l'automedica. Purtroppo non c'è stato nulla da fare per il 54enne. I carabinieri di Oderzo stanno ricostruendo la dinamica dell'ennesimo incidente mortale sulle strade della Marca. I militari dell'Arma sono a lavoro per chiarire le cause che hanno portato il mezzo a sbandare, non escludendo al momento alcune ipotesi, dal malore improvviso al guasto meccanico o ad una distrazione al volante. La disperazione di un collega che ha raggiunto il luogo della tragedia. Lo conosco da 28 anni, è una brava persona, lavorava come un collega di lavoro. Mi dispiace di quello che è successo, non c'è niente da dire, una brava persona che non posso dire niente, mi dispiace. Poche ore prima, sempre nella Marca trevigiana, stavolta a Mogliano Veneto, sempre una uscita autonoma di strada è costata la vita a un uomo di 71 anni di Caser. L'auto, una Ford Kuga, ha attraversato l'incrocio in via Bonfadini a Mogliano Veneto, una velocità ridotta, come volesse fermarsi. L'automobilista ha poi imboccato via Braida nel disperato tentativo di accostare, ma l'auto ha continuato la corsa volando in un terreno agricolo. L'automobilista è rimasto immobile nell'abitacolo, forse colto da un malore improvviso. A raccontarci il drammatico incidente un uomo che si trovava nell'auto dietro a quella della vittima. Ho visto il signore che era dinanzi a me, che ha attraversato la strada e poi ha rallentato un po' nel lato opposto, però l'ho visto che non l'aveva presa nel senso giusto, nella posizione giusta, perché era troppo a sinistra. E io ho girato ovviamente a sinistra, ho proseguito il mio percorso, ma mi sono fermato subito dopo per capire cosa era successo, perché non era anomala quella manovra. E in effetti ho trovato l'auto sulla scarpata. L'uomo ha chiamato immediatamente i soccorsi. Sul posto sono arrivati i sanitari del SUEM 118 con l'elicottero che hanno tentato di rianimare l'automobilista, ma per lui non c'era più nulla da fare. La vittima è Tiziano Flamengo, 71 anni, residente a Casier. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri per ricostruire l'esatta dinamica della tragedia e le cause che hanno portato alla fuoriuscita della vettura. Nel sinistro non sono rimasti coinvolti altri mezzi in transito. Il 71enne, ex rappresentante in pensione, lascia la moglie e 2 figli.
E c'è una svolta nell'inchiesta sull'incidente costato la vita all'83enne Pierina Zanatta. Nel registro degli indagati è stato iscritto Andrea Dal Corso, ex Volto di Uomini e Donne, che il 15 luglio era alla guida della Maserati coinvolta nello scontro a Carbonera. Si tratta di un atto dovuto che consentirà gli accertamenti irripetibili nell'ambito dell'indagine per omicidio stradale. Secondo la ricostruzione dei carabinieri, l'anziana avrebbe avuto un malore invadendo la corsia opposta. Sulle strade del Vicentino adesso per un altro incidente fatale ieri a Castelgomberto. Tragedia della strada a Castelgomberto, un incidente mortale intorno alle 11 in via del Velodromo in zona industriale per cause ancora in fase di accertamento da parte della polizia locale. Ad essere coinvolti un camion e una moto. Immediato l'arrivo dei soccorritori del SUEM. Per il motociclista, un 69enne di Desenzano del Garda, non c'è stato nulla da fare. Sul posto le pattuglie della polizia locale e carabinieri. L'area è stata transennata per consentire i rilievi, ricostruire le dinamiche dell'incidente, chiarire le cause che hanno portato all'impatto. Ad esprimere il cordoglio il primo cittadino. Sono sempre fatti che colpiscono e non possiamo che esprimere la vicinanza alla famiglia del deceduto e augurandoci ogni volta che queste cose possano non succedere mai più. Così dunque nel Vicentino a Castelgomberto. Noi adesso andiamo in diretta a Venezia. Vi avevo preannunciato di una serie di episodi successi in città, nel cuore della laguna. Ci aggiorna su tutti i fronti la nostra Ilaria Marchiori, la vedo pronta, collegata con Sandro Ponchio per la parte tecnica. Buongiorno Ilaria. Buongiorno anche a te Cristian, buongiorno ai nostri telespettatori. Partiamo subito dicendo che si è costituito il 26enne che ieri si è reso protagonista di una tentata rapina in questa sala slot a Venezia intorno alle 17:30 in Calle delle Due Spade. Prima di aggiornarvi su come questo ragazzo si sia arreso, vi voglio raccontare che cos'è accaduto, perché siamo riusciti a parlare proprio col dipendente che è stato aggredito, che però non può essere qui con noi perché in questo momento deve trovarsi con le forze dell'ordine per raccontare appunto nei dettagli che cos'è successo. Ebbene, erano circa le 17:30, lui si trovava nella sua postazione interna a questa sala slot quando ha visto entrare questo ragazzo incappucciato, lui dice con un sacchetto della spazzatura, un sacchetto nero, ha aperto la porta e gli ha puntato questa mitraglietta. Solo in un secondo momento però si è scoperto essere finta. Inizialmente quando questo dipendente Andrea l'ha visto non ha esitato e l'ha affrontato spingendolo fuori fino a trascinarlo qui all'uscita, all'entrata della slot e poi una volta sul tappeto sono inciampati, si sono riversati qui lungo la calle, c'è stata un'ulteriore colluttazione e poi questo rapinatore, questo giovane rapinatore è scappato. Gli uomini della questura l'hanno cercato per ore a Venezia fino a che a un certo punto verso sera si è costituito in una caserma dei carabinieri. Andrea, questo dipendente, ci ha raccontato di non aver in quel momento di non aver pensato a nulla, voleva solo cacciarlo fuori, pur dice essendo stato incosciente, perché comunque si è trovato ad affrontarlo, l'ha spinto avendo questa mitraglietta puntata e senza sapere che effettivamente questa mitraglietta non fosse finta. Quindi potete immaginare, se fosse stato diverso l'epilogo non sarebbe stato senz'altro questo e noi non avremmo potuto probabilmente parlare qui con Andrea questa mattina. Tra l'altro ci ha fatto vedere un importante taglio sulla testa, però era qui pronto a lavorare anche oggi. Come hai anticipato, non è stato l'unico episodio, perché dopo questo nella notte c'è stato invece un accoltellamento nell'ambito dell'ormai famosa faida tra clan di tunisini che va avanti da mesi nei pressi di Rialto, un confronto fra urle e poi la fuga che ha scoppiato proprio nelle aree della Movida. L'arma poi rintracciato il tunisino che è stato portato all'ospedale, è stato curato, non è in pericolo di vita, ferito anche l'altro, ma anche
anche lui non è in pericolo di vita. Ricordiamo che questa è la famosa faida tra il clan dei Sacca e dei Mallat, quando a fine maggio c'era stato un colpo da parte delle forze dell'ordine, con l'ultimo arresto in questa indagine parallela e congiunta tra la squadra mobile della questura e il nucleo investigativo dell'Arma dei Carabinieri, che aveva portato appunto all'arresto dei 5 responsabili di gravi ferimenti. Insomma, questi episodi non passano, riescono ad essere fronteggiati dalle forze dell'ordine proprio perché sono posizionati sul posto e sono riusciti ad evitare che accadesse il peggio anche questa notte. Per ora da Venezia è tutto. Cristian, se non ci sono domande io restituisco la linea allo studio. Ti ringrazio davvero Ilaria Marchiori, con Sandro Ponchio per la parte tecnica. Adesso a Padova ritorneremo fra poco alla cronaca, perché è una giornata densa di fatti. A Padova per la cronaca sindacale in corso c'è un'imponente mobilitazione nazionale, protagonisti sono i rider. Buongiorno Marta. Sì, buongiorno ai nostri telespettatori. Noi in questo momento ci troviamo davanti alla prefettura di Padova, dove dalle 11 è in corso uno sciopero generale dei rider di Glovo e Deliveroo, che hanno deciso di incrociare le braccia fino alle 13. Alla base di questa mobilitazione sono circa una novantina di rider. Il fatto che non possano lavorare appunto dalle 12 alle 16 dopo l'ordinanza del presidente del Veneto Alberto Stefani, l'ordinanza di caldo. Allo stesso tempo, non potendo lavorare, giustamente non hanno un'entrata, non hanno un guadagno, ed è per questo che oggi sono qui a chiedere appunto una soluzione, perché lamentano un reddito, un compenso veramente irrisorio. In più, se gli viene tolta la possibilità di lavorare anche quelle ore, la situazione è veramente difficile. Io sono in compagnia in questo momento di Tatiana Bassanese, che è segretaria Midil CGL di Padova. Ora alcuni di voi sono a parlare proprio in questo momento col prefetto. Cosa stanno chiedendo? Stanno chiedendo che la giusta ordinanza sul caldo, quindi la necessità di fermare il lavoro da mezzogiorno e mezzo alle 4 quando è troppo caldo, venga accompagnata da dei ristori economici, perché il problema di questi lavoratori, a differenza per esempio di quelli dei cantieri, è che non sono lavoratori dipendenti, non vengono considerati lavoratori dipendenti e quindi non hanno la cassa integrazione, non hanno nessun tipo di ristoro, per cui il blocco diventa direttamente una mancanza di reddito per dei lavoratori che già hanno un reddito molto basso e condizioni di lavoro complicate, difficili e faticose. È come se fosse una parte un po' dimenticata, insomma, questa categoria di lavoratori. Non è la prima volta, insomma. Esatto, era bello considerarli gli angeli quando durante il 2020 avevamo tutti bisogno delle loro consegne, ma adesso vengono considerati la parte di dietro di un sistema che praticamente li sfrutta sostanzialmente e basta. Dobbiamo considerare questa cosa anche in quanto consumatori quando pensiamo a comprare un panino. Ecco, con noi lo vedete tanti rider che oggi chiedono veramente una dignità. Qui con me anche Nadim. Nadim, tu da quanti anni fai questo lavoro? Io entrare questo lavoro 2020. E come è cambiato negli anni? Questo è cambiato sempre schifissimo, niente mai lavorando, sempre c'è così, anche adesso c'è chiuso ancora, niente mai pagare, niente mai qualcosa. Tante volte chiamare, tutte persone hanno mandato mail, loro non rispondere. Oggi io tutte persone aspettare qua che loro vedi, non è che una persona io pagare affitto, tutto tasse, pago io. Adesso io seduto, tutte persone anche c'è i partiti IVA pagare tasse. Tu stai lavorando, pagare tasse, niente mai lavorare, pagare tasse. Importante c'è queste cose, perché siamo in Italia, loro niente mai qualcosa mi dai.
Mattina loro dicono che va bene entrare al lavoro. Quindi voi chiedete un aiuto in questo senso, perché dice abbiamo le tasse da pagare, giustamente, e dobbiamo anche mantenerci. Sì, anche loro pagare, adesso va bene che io piace che loro sia importante che aiutare, che mezzogiorno chiuso alle 4 sia aperto, 16 aperto, però loro vedi che quale tempo una persona siede a casa, loro pagare affitto, loro pagare bollette, tutto cose loro paghiamo. Come si pagare che una persona 500 euro un mese guadagna? Come funziona questa vita? È così, non va bene che loro vedi tutto persone. Quindi tu stai dicendo che lo stipendio già è troppo basso, in più vi vengono tolte queste ore di lavoro e la situazione è veramente critica. È tantissimo basso. 6 chilometri o 7 chilometri, pagare 3,30 euro. Tasse c'è dentro, tasse pagare io, loro non è pagato. 100 per 20 pagare tasse. Una settimana, adesso anche vedi il mio lavoro, solo 80 euro, una settimana. Come pagare affitto, come pagare bollette, come vai avanti? Anche ancora loro dicono così che 4 ore siedi a casa. Grazie per la tua testimonianza. Lo dicevamo appunto adesso, c'è l'incontro con il prefetto e si spera, questi lavoratori sperano di trovare una situazione alla loro condizione veramente difficile. Per il momento da Padova è tutto, la linea può tornare allo studio. Grazie Marta Zatta per la parte tecnica, Cristian Roche e Alende. Ritorniamo alla cronaca e al giallo di Pellestrina per la morte del 43enne Johnny Vido, deceduto dopo essere caduto in acqua dal barchino in cui si trovava con il cugino Michael, che ha dato l'allarme. Da chiarire la dinamica, si sta indagando senza soluzione di continuità. Io stamattina alle 5:30 ero a letto, ho sentito l'elicottero che sorvolava basso tutto il canale di Pellestrina, sono andato nel mio terrazzo e ho visto che perlustravano il canale e ho pensato a qualcosa di grave, che poi durante la mattinata ho saputo di questo fatto gravissimo, della morte di uno e del ferimento dell'altro. Una persona sempre solare che parlava perfino con i muri, quindi ci mancherà tanto, si sentirà la sua mancanza. Gli abitanti di Pellestrina sono sotto shock per la morte di Johnny Vido, il 43enne che ha perso la vita nella notte mentre da Chioggia rientrava col cugino Michael Gavagnin di 36 anni a bordo del barchino di quest'ultimo. Un incidente dai contorni ancora poco chiari e sulla cui dinamica sta indagando la Capitaneria di Porto. Quello che al momento è certo è che verso le 2:30 in zona Caroman il cugino della vittima, sembra in stato confusionale, abbia dato l'allarme spiegando di aver perso ogni contatto con Johnny, che era finito in acqua e non si trovava più. I carabinieri hanno avvisato i vigili del fuoco, partiti immediatamente con i sommozzatori, mentre la Capitaneria di Porto e la Guardia di Finanza intervenuta con l'elicottero hanno iniziato le ricerche. Il corpo di Vido è stato avvistato dall'alto durante il sorvolo verso riva, dove la corrente nel frattempo l'aveva trasportato, quindi recuperato dalla motovedetta della Guardia Costiera con i vigili del fuoco verso le 7 del mattino. Il barchino invece, uno scafo giallo di circa 5 metri, è stato trovato semisommerso. Da chiarire che cosa sia accaduto e se a bordo potesse esserci anche una terza persona. Sembra che non ci siano altri natanti coinvolti. La procura ha aperto un'inchiesta mentre il corpo della vittima è a disposizione per ulteriori accertamenti. Chi conosce bene la zona, però, solleva un problema che mette in difficoltà anche chi conosce bene la laguna, come Johnny e Michael. Sono pratici della laguna anche perché, avendo una barca in isola praticamente ce l'abbiamo quasi tutti, conosciamo bene la laguna, le secche e questa diga di Caroman, che non è nemmeno segnalata da un segnale, che se voi andate a vedere sul basamento della riva, della Madonnina che c'è, ci sono molte foto di tanti ragazzi che sono morti, di Chioggia e anche di Pellestrina, quindi sarebbe il caso di mettere almeno un faretto. Non essendo segnalata la diga, chi viene da Chioggia se la trova di traverso al canale, solo chi conosce il luogo sa che c'è una diga, perché non è assolutamente segnalata ed è molto
all'interno del canale, quindi uno che arriva di notte o con la nebbia o con un brutto maltempo si accorge all'ultimo minuto di questa dighetta. Johnny, residente agli Alberoni, viveva col cugino Michael a Pellestrina e secondo le testimonianze i due erano inseparabili proprio come la sera in cui sono usciti insieme. Sconvolti gli amici del bar che frequentava abitualmente. Era sempre qua, era uno di famiglia, uno di casa e siamo sconcertati, una notizia bruttissima e ci dispiace tanto e il ricordo suo resterà sempre qua dentro. Di Johnny si ricorda che lui beveva sempre lo spritz al Campari e lo chiamava spritz al melograno. Un succo a melograno, spritz al melograno, questo è il ricordo più forte che abbiamo di lui. Quando è stata l'ultima volta che è venuto qui nel bar? Ieri mattina era qua, era con i miei genitori, ma ci vuole un bene dell'anima e resterà sempre nei nostri cuori, quello sì. Sempre nel veneziano c'è un'altra indagine in corso che riguarda un 21enne di origine russa che è stato travolto da un treno all'altezza del binario di Dolo sulla linea ferroviaria Venezia-Padova. L'incidente mortale è avvenuto intorno alle 23 mercoledì. Sulle dinamiche dell'accaduto indaga la polizia ferroviaria. Stando alle prime ricostruzioni non si tratterebbe di un gesto volontario ma accidentale, un giallo su cui le forze dell'ordine stanno indagando per ricostruire gli attimi precedenti all'impatto. Il 21enne infatti non era sui binari ma più probabilmente in loro prossimità. Nessun ritardo sulle linee ferroviarie né blocchi alla circolazione. La salma resta a disposizione dell'autorità giudiziaria. Noi adesso andiamo in Valsugana, nel cuore della Valsugana, perché la Valsugana, così come tante arterie del Veneto, sono interessate dal bollino nero, perché questo è il primo weekend da bollino nero, l'esodo sulle strade a nord-est, una delle situazioni più problematiche proprio in Valsugana. Siamo a Carpanè di Valbrenta con Mirko Cavallini e Renzo Rigon per la parte tecnica. Buongiorno Mirko. Buongiorno Cristian, bollino nero sicuramente nella giornata di domenica. Per il momento, ecco, in questo momento, giusto per la legge di Murphy, non sta passando nessuno quasi, ma vi assicuro che lo vedrete tra poco, il traffico in questo punto è intensissimo già in questo venerdì mattina. Il bollino poi è annunciato rosso per la giornata di domani su tutta la viabilità direzione montagna, e qui parliamo appunto del Valbrenta, quindi del Veneto e del Trentino, ma pensiamo anche a tutte le località di mare del nostro territorio. Il blocco dei veicoli pesanti, adesso ne passerà uno con targa della Cecoslovacchia. Il blocco dei veicoli pesanti è attivo già da oggi dalle 16 alle 22, lo sarà domani dalle 8 alle 16 e domenica dalle 7 alle 22. Oggi è prevista una giornata di sole, nel fine settimana maggiore incertezza soprattutto per domenica. Traffico già intenso in questo che è uno dei punti più stretti della statale 47, sapete è una delle statali critiche per quanto riguarda la viabilità, soprattutto per le code, anche per gli incidenti. Questo è uno dei punti più stretti e anche dei più rumorosi, come confermano i camion che passano a pochi centimetri da noi. Punto stretto che è ulteriormente caratterizzato, ne abbiamo parlato tante volte, dal semaforo alle mie spalle, che per il momento è verde ma potrebbe a momenti diventare rosso se qualcuno dalle strade laterali in uscita dall'abitato di Carpanè e della vicina Valstagna attiveranno appunto il semaforo, facendo diventare rossa invece la direttrice principale e con code inevitabili. Il semaforo aveva avuto qualche problema alcune settimane fa, ma poi è stato immediatamente riparato. Il weekend si annuncia intenso, vediamo targhe davvero da tutta Europa. Questa è una macchina tedesca, ne è passata poco fa una norvegese, ne abbiamo viste con targa del Regno Unito. Ecco, il semaforo è diventato rosso, qui si forma già la prima coda, lo vediamo in tempo reale, poi o da destra o da sinistra dell'incrocio uscirà qualcuno. Ci sono anche i carabinieri, segno che i controlli sulle strade continuano regolarmente. Le macchine escono appunto
dal centro di Carpanè, dal ponte Valstagna, pochi secondi per loro di verde, poi il traffico da qui ripartirà, ma appunto con tanti movimenti. Il semaforo si attiva tante volte, ecco, è già diventato verde, quindi in questo momento la situazione non è stata particolarmente critica. Ripeto, camion fermi dal pomeriggio di oggi e poi nella giornata di domani e di domenica per consentire una maggiore fluidità. ANAS, che gestisce questa e altre strade, fermerà l'83% dei cantieri, quelli che si possono fermare. Quelli inamovibili invece continueranno, magari anche in orario notturno, come succede a una decina di chilometri poco più a nord dal punto in cui ci troviamo. È stato segnalato un po' di coda questa mattina, probabilmente per un problema temporaneo, ma come vedete il traffico è continuo. Velocità media per chi vorrà fare questa strada, se vi va bene, 50 km all'ora, con un po' di pazienza, e poi nel tratto più a nord e anche in quelli più a sud ci sono anche 4 corsie per uno scorrimento più veloce, invitando come sempre alla prudenza, al preparare il viaggio, a verificare le condizioni del meteo e delle strade. Ecco, qui manca ancora la segnaletica orizzontale e le righe bianche, perché è stata rifatta di recente l'asfaltatura della carreggiata, ma non sarà fatta sicuramente in questi orari di punta. Monitoreremo la situazione anche nella giornata di domani. Per il momento con Renzo Rigon da Carpanè di Valbrenta è tutto. A te, Cristian. Grazie Mirko, e facciamo il punto su tutte le arterie del Veneto nel prossimo servizio. Inizia il grande esodo sulla rete di autostrade Alto Adriatico. Sabato 25 luglio sarà contrassegnato dal primo dei 5 bollini neri della stagione estiva. Previsti 182.000 transiti nell'arco delle 24 ore, con possibili rallentamenti e code sull'autostrada A4 Venezia-Trieste, in prossimità degli svincoli verso le località balneari al mattino e al pomeriggio e in uscita alla barriera di Trieste-Lisert. Casello che è osservato speciale per le limitazioni della superstrada slovena H4, dove, va ricordato, fino a novembre è chiusa per lavori la direzione nord. Il bilancio dei primi 15 giorni dal 6 al 21 luglio registra un incremento all'uscita di Trieste, su cui si riversa gran parte del traffico per la chiusura della direttrice slovena, di quasi 43.000 mezzi, quasi 3.000 in più al giorno rispetto all'analogo periodo dello scorso anno, di cui la metà sono veicoli leggeri, più 9,4% rispetto al 2025. Stando quindi a questi primi dati incrociati con quelli storici, è probabile che nella sola giornata di sabato transitino circa 24.000 mezzi alla barriera dell'Isert. Proprio per questo motivo Autostrade Alto Adriatico ha adottato alcune strategie di mitigazione per evitare code all'uscita della barriera, con 300 persone in campo. Tra queste il potenziamento del personale di assistenza sul piazzale per velocizzare i pagamenti, l'estensione a tutte le piste dei contactless, l'ottimizzazione delle modalità di pagamento telepass manuale e l'utilizzo di safety car in collaborazione con la polizia stradale, con deviazione dei mezzi leggeri lungo la A34 in presenza di code di circa 3 km in uscita alla stessa barriera dell'Isert. Un'intera vita trascorsa tra i cantieri fino all'ultimo giorno di lavoro. Ora saranno gli accertamenti a stabilire cosa abbia causato la morte di Fernando Bottaro, l'85enne deceduto a Teolo. Resta ancora da chiarire cosa abbia provocato la morte di Fernando Bottaro. È questo il principale interrogativo sul quale stanno lavorando gli inquirenti dopo la tragedia avvenuta nel cantiere di via Selvatico a Teolo, dove ha perso la vita l'artigiano di 85 anni residente ad Abano Terme. Secondo una prima ricostruzione, la vittima stava lavorando per la ditta del figlio al primo piano di un'abitazione privata, quando avrebbe accusato un malore, probabilmente un infarto. Subito dopo ha perso l'equilibrio, precipitando dalla scala e battendo violentemente la testa. I sanitari del SUEM 118 hanno tentato a lungo di rianimarlo, ma per lui non c'è stato nulla da fare. Fernando Bottaro aveva dedicato la sua vita all'edilizia, nonostante gli 85 anni, continuava a lavorare nell'impresa di famiglia, oggi guidata dal figlio Omar, affiancando ancora l'attività in cantiere. Un legame con il lavoro che non aveva mai interrotto e che si è spezzato proprio durante quella che doveva essere una normale mattinata. Bottaro lascia la moglie Maria, i figli Omar e Cristina, come l'ennesima vittima sul luogo di lavoro. Una vittima di 85 anni sul luogo di lavoro, per questo evitiamo qualsiasi
tipo di commento su come mai una persona si possa trovare sul posto di lavoro a 85 anni. Sul posto sono intervenuti i carabinieri tecnici dello Spisal, incaricati di ricostruire la dinamica dell'incidente e verificare il rispetto delle norme di sicurezza. Sarà ora l'attività investigativa a chiarire l'esatta sequenza dei fatti. Gli accertamenti dovranno stabilire se il decesso sia stato causato esclusivamente dal malore oppure se la caduta e le gravi lesioni riportate abbiano avuto un ruolo determinante. Per questo il cantiere è stato posto sotto sequestro, mentre la salma è a disposizione dell'autorità giudiziaria. E a proposito di incidenti sul lavoro, Vittorio Veneto si prepara a dare l'ultimo saluto, lo possiamo vedere anche da QDP News, l'ultimo saluto a Francesco Vone, il 39enne deceduto nel tragico incidente sul lavoro avvenuto la scorsa settimana in una cava a Giavera del Montello, mentre stava tentando di soccorrere un collega rimasto incastrato in un macchinario. La famiglia ha fissato per questa sera alle 20 la recita del Santo Rosario nella chiesa parrocchiale di Santi Pietro e Paolo di Vittorio Veneto. Successivamente la salma sarà trasferita a Santa Severina in provincia di Crotone, dove verranno celebrati i funerali. Al termine delle esequie Francesco riposerà nel cimitero del paese calabrese accanto al padre, e questo mentre le indagini sono chiaramente ancora in corso. Parliamo di uno dei più gravi incidenti sul lavoro nell'ultimo periodo, non solo nella Marca Trevigiana ma in tutto il Veneto. Per la cronaca vi raccontiamo adesso di uno stalker e di una fuga da Cortina d'Ampezzo a Padova. Per mesi l'ha perseguitata senza averla mai conosciuta, costringendola a lasciare casa, lavoro e abitudini di vita. Un 30enne della provincia di Belluno è stato arrestato dalla polizia di Padova per atti persecutori nei confronti di una 26enne. L'arresto è scattato dopo l'ennesimo tentativo dell'uomo di incontrare la giovane, già vittima di una lunga serie di comportamenti persecutori. Secondo quanto ricostruito dalla questura, il 30enne avrebbe messo in atto per mesi una serie di molestie attraverso pedinamenti, apparizioni improvvise sotto casa e sul luogo di lavoro, lettere, messaggi e contatti sui social network. La situazione aveva portato la donna ad abbandonare la propria abitazione di Cortina d'Ampezzo, a trasferirsi dai genitori a Padova e a lasciare il lavoro per paura di essere nuovamente raggiunta dall'uomo. Lo stalker è riuscito però a raggiungerla anche qui e dopo una nuova richiesta di incontro, nonostante una precedente denuncia per gli stessi fatti, la giovane ha allertato il 113. Le volanti sono intervenuti in pochi minuti nel quartiere Altichiero a Padova, rintracciando il 30enne proprio nel bar dove aveva dato appuntamento alla donna. Sono circa il 10% i casi che noi vediamo all'anno nelle donne che ci chiedono aiuto. Ricordo anche che lo stalking è stato considerato un reato sentinella per i reati di femminicidio, quindi è un reato che viene assolutamente attenzionato e ha tutta anche una via preferenziale rispetto alla tutela, proprio perché appunto da questa indagine che era stata fatta dalla Commissione Femminicidio è risultato che in molti casi di femminicidio c'erano precedenti denunce per stalking, quindi assolutamente non è un reato da sottovalutare. Attivata la procedura del Codice Rosso, è stato arrestato e trasferito nel carcere Due Palazzi a disposizione della Procura. Corale l'appello del Centro Veneto Progetti Donna. Diciamo sempre di chiamarci al nostro numero verde 881 46 81, anche se non siete sicure di subire una violenza, se pensate che quello che state vivendo magari non è così grave per chiedere aiuto. La telefonata non costa niente, non verrete obbligate a fare nulla, né una denuncia, nemmeno ad allontanarvi dalla relazione. Chiamate anche solo per avere informazioni e per capire se ci sono delle soluzioni a quello che state vivendo. Un magnete artigianale di grosse dimensioni nascosto in una scatola sopra il contatore della luce ha permesso ai titolari di un'attività commerciale a Quinto di Treviso di rubare la corrente non pagando oltre 32.000 euro di bollette negli ultimi 5 anni. Il maxi furto di energia elettrica è stato scoperto dalla Guardia di Finanza grazie alla denuncia sporta dal gestore dell'energia, accortosi che qualcosa non tornava nelle bollette inviate al locale di Quinto di Treviso. Il controllo delle fiamme gialle con
i tecnici della società erogatrice ha così permesso di scoprire il magnete nascosto sopra il contatore che ha permesso ai due titolari del locale di risparmiare fino al 97% sul costo delle bollette degli ultimi anni. Le prime stime parlano di quasi 187.000 kilowatt rubati con un danno di oltre 32.000 euro per la società erogatrice del servizio. L'attività sanzionata ha tra i consumi elettrici una delle voci principali del suo bilancio, pari al 20% di tutti i costi di produzione. Oltre al furto, quindi, si aggiunge anche l'ingiusto vantaggio competitivo verso le altre attività concorrenti, visto che l'impresa aveva prezzi per i servizi erogati al pubblico notevolmente inferiori rispetto alla media. I due titolari dell'attività sono stati per questo denunciati alla Procura della Repubblica di Treviso. Parliamo adesso di truffe, in particolare di un anziano truffato a Carmignano di Brenta con la tecnica del finto incidente. Lui però si accorge subito e i carabinieri bloccano i responsabili. Grazie alla prontezza di riflessi di un 83enne, i carabinieri hanno rintracciato e denunciato due trentenni originari dell'Est Europa, autori di una truffa del cosiddetto falso incidente. È accaduto a Carmignano di Brenta, dove i due, senza fissa dimora e già noti alle forze dell'ordine per reati specifici, avrebbero truffato un anziano. L'83enne stava guidando la sua auto nella centralissima via Roma, quando ha notato che il conducente dell'autovettura che lo seguiva gli faceva segno di accostare. Una volta fermatosi, l'anziano è stato avvicinato da un uomo che gli ha chiesto se si fosse reso conto di aver provocato dei danni alla sua auto durante la marcia, mostrando dei segni sulla fiancata e chiedendo a titolo di risarcimento tra i 150 e i 200 euro in contanti. L'anziano affermava di avere solo 40 euro, l'altro dice che ha fretta, prende i soldi e si allontana. A bordo c'era anche una donna. A quel punto l'anziano capisce di essere stato truffato e chiama subito i carabinieri. Contemporaneamente arriva al 112 la chiamata di un cittadino che segnala la presenza nel centro di San Pietro in Gu di un'utilitaria con a bordo una coppia di stranieri che stava tenendo d'occhio alcuni anziani. I militari arrivano in pochi minuti, fermano l'auto, accompagnano in caserma la coppia, riconosciuta subito dall'anziano truffato. La donna, perquisita, è stata trovata in possesso di 80 euro in contanti sequestrati. Per i due è scattata la denuncia per truffa. Truffe, come sapete, sono sempre di più, sempre più subdole. I comuni, gli enti locali corrono ai ripari, come è successo a Belluno. Quante tipologie di truffe sono catalogate negli archivi delle forze dell'ordine? Volessimo catalogarle in 3 grandi gruppi, potremmo dire che le ipotesi comprendono le truffe finanziarie volte a sottrarci denaro, le truffe sentimentali, quelle che vogliono carpirci denaro ma attraverso i nostri sentimenti, e le truffe online che possono raggiungerci attraverso la rete internet o semplicemente attraverso la messaggistica telefonica. La compagnia dei truffatori le ha messe insieme e lo spettacolo, godibile e di facile presa, è la modalità che quest'anno il Comune di Belluno ha scelto per sensibilizzare le persone anziane a prevenire e contrastare l'odioso fenomeno delle truffe. Sta il fatto che qui non abbiamo ancora trovato una truffa, non mi ha fatto un esempio? Avanti. Dai. Io? Dai. La truffa per telefono, quello che ti chiamano. Che ti chiama la forza dell'ordine, la polizia, il carabiniere, ti dice allora siamo qua, aveva preso la multa, vengo a casa sua, fra 10 minuti mi dia tutto quello che ha. Abbiamo dato maggior spazio agli attori perché gli attori in maniera divertente lanciano dei messaggi che sono facilmente comprensibili. Questi messaggi sono estremamente importanti perché raggiungono l'obiettivo, le persone li riportano a casa e poi vanno a divulgarli presso le altre persone, gli altri colleghi, gli altri cittadini. Si è iniziato a Orzes e a Cavarzano, si proseguirà al centro Le Torri al Nevegal in agosto e poi Levego a settembre, Castione in ottobre per finire il 19 novembre in Destra Piave. Ci siamo impegnati da 4 anni a questa parte grazie a delle dotazioni ministeriali, quindi centrali, a contrastare un fenomeno che è odioso, che intacca ovviamente il patrimonio delle vittime ma anche la loro libertà e la loro dignità. Quindi ci siamo impegnati tutte le istituzioni per far capire alla popolazione che le istituzioni sono vicine e in grado di aiutare e non distinte e distanti. Una rete di supporto formata da psicologi, assistenti sociali e educatori della casa di riposo. Un team per supportare le persone anziane tramite il comune e la polizia locale a contrastare un fenomeno che negli anni è diventato una vera e propria piaga sociale. Nel 2024, fonte Sole 24 Ore, la provincia di Belluno, fra le più sicure in Italia, è balzata al 4° posto per numero
numero di denunce di truffe. Il segnale che bisogna serrare i ranghi e adottare ogni sistema utile a proteggere i più fragili. Torniamo alla cronaca. Un mezzo della Contarina è andato completamente distrutto in seguito all'incendio divampato per l'esplosione di una bomboletta spray gettata nel cassonetto della raccolta domestica della plastica. È accaduto a Borso del Grappa. Ha scaricato diversi cassonetti e poco dopo il mezzo compattatore che effettua la raccolta differenziata di vetro, plastica e lattine a Borso del Grappa ha preso fuoco. L'operatore, vedendo del fumo provenire dal cassone, ha messo in sicurezza il mezzo in una strada laterale poco trafficata ed ha chiamato i soccorsi. L'incendio è stato domato dai vigili del fuoco, ma il mezzo è andato completamente distrutto. Dai primi accertamenti è risultato che a scatenare il rogo è stata una bomboletta spray che durante la compattazione è esplosa provocando le fiamme che hanno divorato il mezzo. Di qui l'appello di Contarina a conferire correttamente i rifiuti. Le bombolette spray che riportano le indicazioni di pericolo e rischio infiammabile non devono essere gettate nei cassonetti ma portate all'ecocentro. Il rischio di esplosione e di incendio, oltre al danno economico al mezzo che poi ricade comunque sulla collettività, può anche mettere a repentaglio l'incolumità degli operatori. Quello che vedete è l'effetto di un incendio all'interno di un mezzo di raccolta dovuto al conferimento errato di alcune sostanze, in particolare le bombolette spray che contengono gas pericolosi o batterie al litio. Può succedere infatti che all'interno della camera di compattazione del rifiuto si generano delle esplosioni che poi portano a degli incendi con questi effetti. Quindi dobbiamo sensibilizzare tutti i cittadini al corretto conferimento di queste sostanze agli ecocentri o negli appositi contenitori. Una discarica abusiva, anzi un'altra discarica abusiva è stata scoperta da carabinieri e polizia locale a Casiera. Rimaniamo dunque nel Trevigiano. Auto, roulotte, camper, pneumatici, parti di carrozzeria e poi elettrodomestici di ogni tipo, materiale plastico e ferroso, pallet di legno degradati. C'era davvero di tutto nella maxi discarica abusiva che i carabinieri del nucleo investigativo di polizia ambientale, agroalimentare e forestale hanno scoperto a Casieri in collaborazione con la polizia locale intercomunale di Casier, Mogliano e Preganziol. L'indagine è scattata in seguito ad una segnalazione che ha portato ad accertare l'illecita gestione di rifiuti ed il reato di discarica abusiva. I rifiuti, alcuni speciali e pericolosi, erano accumulati in totale violazione delle normative vigenti nell'area attorno ad un capannone per un totale di oltre 2.300 metri cubi di materiale. 2 le persone denunciate. L'area è stata sequestrata in attesa della futura bonifica. È questa l'ennesima operazione delle ultime settimane nella Marca che ha portato alla scoperta di discariche abusive di rifiuti nell'ambito di un impegno delle forze dell'ordine a reprimere i comportamenti che minacciano l'ecosistema e la salute pubblica. Vi abbiamo raccontato tanti fatti, tanta cronaca, tante brutte notizie, ma ce ne sono anche di belle come questa. 5 milioni di euro con un gratta e vinci, una super vincita a Peseggia di Scorzè. È entrato nel bar come aveva fatto tante altre volte senza nemmeno essere convinto di acquistare un gratta e vinci, ma il destino aveva deciso diversamente. A convincerlo è stato il titolare del locale, Luca Young, che gli ha ricordato la sua abitudine. Allora oggi il gratta e vinci non lo prendi? Lui ha sorriso, ha tirato fuori 20 euro e ha scelto il biglietto. Pochi istanti dopo le 8 di sera, grattando il maxi miliardario, il mondo si è fermato. Davanti ai suoi occhi compariva la cifra che tutti sognano, 5 milioni di euro. Per qualche secondo è rimasto immobile, incredulo, pallido. A lui faccia tutto bianco, sarà fermato. Ma quindi lei sa chi è? Non una persona cliente. Poi ha chiamato immediatamente il titolare della ricevitoria, quasi a chiedergli una conferma perché non riusciva a credere a quello che stava vedendo. Un po' fermato qua davanti al banco, ha detto a Luca io vendo tanto, così, visto 5 milioni e basta. Quando anche gli altri clienti hanno capito che non si trattava di uno scherzo, nel locale è esplosa la festa. Il neomilionario, ancora sotto shock ma visibilmente commosso, ha voluto offrire da bere a tutti i presenti, condividendo la sua gioia con chi in quel momento si trovava nel bar. Il fortunato giocatore che abita nelle vicinanze lavora nell'edilizia e ora la sua vita potrebbe cambiare
lasciare per sempre. L'emozione è stata così forte che non è nemmeno riuscito a rimettersi al volante, ha dovuto chiamare alcuni familiari per farsi accompagnare a casa. Nei prossimi giorni completerà le procedure per riscuotere il premio, poi arriverà il momento delle decisioni più difficili. Continuare a lavorare oppure godersi una nuova vita grazie a una fortuna arrivata all'improvviso? Una scelta che questa volta sarà sicuramente molto più piacevole da affrontare. Insomma, ci sono anche le belle storie e noi ve le raccontiamo volentieri. E poi c'è la politica, i temi dell'amministrazione, che sono tantissimi, soprattutto in questo periodo. Per questo do il benvenuto a Luca De Carlo, Presidente della Commissione Agricoltura, Industria, Turismo al Senato, Fratelli d'Italia. Buongiorno De Carlo. Buongiorno Arboid, grazie a tutti. Allora, tanti dicevano i temi. Io con lei vorrei partire da uno che riguarda da vicino migliaia di operatori, il granchio blu. Ci sono dei passi in avanti importanti da parte del governo. No, ma insomma il governo sulla questione del granchio blu, questione annosissima e che è molto legata ai cambiamenti climatici, tanto da far scattare in Parlamento e nella mia commissione un'indagine conoscitiva proprio per capire se siamo nelle condizioni, noi istituzioni, di avere strumenti che monitorino immediatamente un potenziale problema e soprattutto se abbiamo gli strumenti per poi intervenire. E di fatto da quell'agosto nel quale esplose la problematica del granchio blu, il governo è intervenuto con parecchie risorse, sfiorano i 30 milioni di euro. Oggi l'ultima delle notizie è quella che il Ministero ha decretato lo stato di calamità e quindi la possibilità di intervenire con ulteriori ristori a favore di quelle imprese che oggi sono colpite ancora dal granchio blu. Però credo che lo straordinario lavoro fatto anche dalla struttura commissariale con il prefetto Caterino, che in questi anni è riuscito non solo a indennizzare coloro i quali avevano sofferto questa drammatica piaga che ha distrutto di fatto vongole e cozze in tutta l'area del Veneto, ma non solo, anche in Emilia, ma che ha dato anche la possibilità di rendere strutturali quegli interventi che consentiranno insomma di lenire questa situazione di disagio, posto che ormai, soprattutto in Veneto, ma non solo, l'acquacoltura, cioè quel tipo di allevamento, ha superato notevolmente la pesca, anche a causa di una serie di politiche europee che hanno di fatto distrutto la pesca, a beneficio delle nostre dirimpettaie, penso agli stati africani che oggi pescano con strumenti e con possibilità molto superiori alle nostre, ma che l'Italia, fino all'arrivo di questo governo, aveva anch'essa diciamo così, messo in difficoltà la pesca, tanto è che i pescatori croati hanno esultato, mentre in Italia solo grazie all'intervento di questo governo che ha cercato di lenire quelle tante situazioni, oggi siamo in controtendenza, siamo riusciti a far capire all'Europa che anche i pescatori sono dei grandissimi bioregolatori e non solamente degli sfruttatori del mare, perché non è mai stato così, la pesca è sostenibile per diciamo così, definizione, nessuno pesca ciò che non è poi pescabile l'anno successivo e quindi è evidente che si è sempre tenuto un equilibrio. Oggi le politiche demagogiche però avevano portato ed hanno portato ad avere una flotta molto ridotta rispetto a quella che è. Per cui l'acquacoltura è una prospettiva, però anche per l'acquacoltura vanno create quelle condizioni per le quali i nostri acquacoltori riescono a sopravvivere. Il granchio blu è stata una di quelle questioni che ha minato fortemente questa, diciamo così, pratica, ma sulla quale siamo intervenuti, ripeto, io che seguo un po' la politica da qualche anno non ho mai visto la più grande concentrazione di risorse in un areale così ristretto come è accaduto con il granchio blu. Quindi la dimostrazione di un impegno. Un sostegno assolutamente. Credo reale. Sia innegabile. Dopo ci sono stati tutti i problemi, la definizione dei rimborsi, i ritardi nell'erogare che sono frutto sempre della burocrazia, però che ci sia stato. Il sostegno c'è stato e adesso l'ultimo capitolo è quello di poter ristorare anche i danni del calamità, 2025. Esatto. Della calamità. Ogni territorio ha le sue specificità, ogni territorio ha le sue fragilità, ce lo ricorda anche
la cronaca. Ritorniamo alla giornata di ieri, quando una frana si è staccata sulla parete nord-ovest del Pelmo verso le 15, quando alcuni testimoni hanno allertato il 118 dopo aver visto il distacco di materiale che ha interessato la traccia alta non segnalata sopra il sentiero 480 in discesa dalla Forcella d'Arcia nel territorio di Borca di Cadore. Falco ha effettuato una ricognizione fortunatamente con esito negativo, poiché nelle scorse settimane sono state segnalate altre scariche di materiale. L'invito del soccorso alpino è quello di evitare il passaggio sotto la parete oltre alla massima prudenza, consiglio che vale per qualsiasi escursione. Dicevamo la fragilità della montagna, con lei De Carlo ne parleremo diffusamente subito dopo la pubblicità, ma vorrei una considerazione proprio su questo, sul fatto che la montagna è fragile e che chi frequenta la montagna, soprattutto in questo periodo, deve avere rispetto per sé e anche per gli altri e per la natura circostante. Sì, a volte c'è una banalizzazione della montagna, no? Secondo la quale la montagna è accessibile a tutti, che per certi versi è vero, magari la media montagna lo è. Altri tipi di montagna e soprattutto un approccio alla montagna che non tenga in considerazione il fatto che la montagna non solo è pericolosa ma è anche fragile, la Dolomia ne è un chiaro esempio, porta spesso a sottovalutare il pericolo e dopo ad aggravare anche le istituzioni di quegli oneri del recupero e del soccorso magari di chi si approccia alla montagna in maniera, diciamo così, un po' superficiale. Tutti abbiamo ancora negli occhi le code di turisti magari in infradito che approcciano le nostre montagne. Beh, credo che quello faccia parte di un po' di una scarsa cultura della montagna e che spesso questa cultura della montagna sia stata sottostimata anche da noi stessi montanari, definiamoci così, che non abbiamo saputo trasferire la sacralità della montagna ma anche tutti i suoi aspetti negativi. Ci sono montagne che sono diventate il Luna Park ormai, ci sono montagne accessibili e questo per certi versi è buono sotto il profilo turistico, però porta a una sottovalutazione e una superficialità nell'approccio che poi ha dei costi e quei costi spesso purtroppo sono scaricati su quei cittadini che invece magari pagano le tasse perché qualcuno è un po' superficiale. E un super impegno, un super lavoro per gli operatori del soccorso su M118, elicottero di Pieve di Cadore, uomini e donne del soccorso alpino e l'elenco potrebbe essere lungo. Lunghissimo. Di montagna, di specificità bellunese, ma non solo, perché poi vorrei sentire Luca De Carlo anche sulle nuove norme introdotte in materia di baby gang da parte del governo. Di questo e di altro parleremo subito dopo la pubblicità, fra poco. Di nuovo in diretta prosegue il racconto di questo venerdì a Nord-Est. È rimasto con me il senatore Luca De Carlo, presidente della Commissione Agricoltura, Industria, Turismo al Senato. Stiamo commentando i fatti del giorno. Io vi riepilogo quanto successo, le notizie principali di questo venerdì. Purtroppo un altro morto sulle strade del Veneto, non ce l'ha fatta Adam Svizzera, di 25 anni, residente ad Alano di Piave, che domenica scorsa nel pomeriggio era stato vittima di un incidente in Feltrina. Era a bordo della sua motocicletta quando un'auto l'ha travolto. Dopo 5 giorni in terapia intensiva a Treviso questo giovane è deceduto. E poi ci sono delle indagini in corso sulla morte in cantiere di Fernando Bottaro, 85 anni, un malore fatale mentre lavorava su una scala, una storia la sua di lavori e sacrifici. Poi vi abbiamo portato a Padova, vi abbiamo fatto sentire i rider, è il giorno della protesta dei rider con i sindacati che hanno incontrato il prefetto. Poi a Venezia abbiamo parlato di ordine pubblico, di sicurezza, c'è stata una nuova aggressione a Rialto, una rapina con il responsabile che è stato individuato in campo San Polo. Insomma, un quadro in evoluzione. Con Luca De Carlo però volevo affrontare il tema delle baby gang, perché ieri il governo ha impresso una nuova stretta, De Carlo. Ma di fatto si passa da una presunzione di capacità di intendere e di volere del minore, cioè quello che va dal 14 ai 18 anni,
ad una presunzione di responsabilità, cioè non sarà più a prescindere un incapace di intendere di volere il minore, ma dovrà essere questa provata in sede di dibattimento. E quindi credo questo rappresenti non un inasprimento delle pene, non uno stravolgimento della norma, ma semplicemente anche e solo un deterrente nei confronti di quei ragazzi che dai 14 ai 18 anni si credono impunibili e quindi pensano di passarla franca ogni qualvolta si comportino male, tanto pensando che non succede nulla perché loro sono di fatto minorenni. Questo è un cambio di paradigma, anche perché la repressione va bene, io sono il primo che chiede pene certe e che una volta che le forze dell'ordine abbiano fatto il loro straordinario lavoro non ci sia un magistrato che ogni volta li rimette in libertà, perché credo che questo sia la cosa peggiore da parte di un cittadino, che un cittadino possa soffrire. Noi abbiamo lavorato tantissimo sull'inasprimento delle pene, abbiamo lavorato sui decreti sicurezza, abbiamo fatto tutto e a volte è proprio anche per noi legislatori svilente vedere che tutto il frutto del nostro lavoro viene poi vanificato da un'interpretazione che purtroppo tantissime volte è assolutamente più permissiva da parte della magistratura, che di fatto libera e torna a rimettere in strada coloro i quali si erano macchiati anche di reati abbastanza importanti. Però su questo punto dell'imputabilità piena per i ragazzi tra i 14 e i 18 anni è esploso lo scontro politico. Il Partito Democratico dice così si criminalizza un'intera generazione. Il capogruppo del PD alla Camera, Braga, parla di governo debole con i forti e forte con i deboli. È la stessa cosa che dicevano sulla questione dei rave party, che noi eravamo contro i giovani perché non lasciavamo loro fare. Non era vero, semplicemente in tutto il mondo i rave party non potevano farsi se non dietro permesso, solo in Italia tutti i fattoni d'Europa venivano in Italia a sballarsi, oggi quella norma c'è e sono drasticamente diminuiti, salvo rarissime eccezioni, penso ad uno in Val de Canzoi non tantissimo tempo fa, sono diminuiti i rave party, ma non per questo è diminuita la possibilità dei giovani di divertirsi. Qui invece credo che il PD, per la voglia sempre di doversi differenziare rispetto alle cose che fa il centrodestra, abbia perso un'occasione invece per trovare una soluzione ad un problema, quello delle baby gang, che è un oggettivo problema e che non è un problema solo di repressione. Io sono il primo che capisce, anche per avere 2 figli, che non è solo la repressione la risposta, perché a volte anche i genitori non riescono oggettivamente a mettere un freno a ciò che accade. Ma fa parte anche di tanta, diciamo così, prevenzione e il far sapere ai giovani che oggi loro sono più responsabilizzati, perché di questo si tratta, c'è una responsabilità che hanno e non una, semmai era il codice Rocco del 1930 che stiamo cambiando e con questo caso che diceva che i giovani dai 14 ai 18 anni erano incapaci di intendere e di volere. Io non credo, anzi la nostra è una fiducia nei confronti dei giovani. Io non credo che i giovani dai 14 ai 18 anni siano incapaci di intendere e volere. Non lo sono nel bene, ma non lo sono nemmeno nel male. E quindi credo che questa responsabilità che abbiamo introdotto sia molto utile anche per loro, anche per sentirsi responsabili finalmente di ciò che fanno e non credersi impuniti o impunibili per ciò che invece fanno, sapendo di fare qualcosa che non va bene. E c'erano sicuramente dei minori tra i giovani coinvolti nella mega rissa che ha sconvolto Pordenone poche sere fa. Attimi di tensione mercoledì sera nell'area del Bronx vicino a via Marsure, dove c'è stato uno scontro tra alcuni giovani con il ferimento di uno. Presenti nell'area, intorno alle 17:30, come conferma la questura, una decina di ragazzi tra maggiorenni e minorenni, tutti di origine straniera. A un certo punto c'è stata una colluttazione tra alcuni di loro, nella quale un giovane è rimasto ferito in modo non grave a una mano. Si parla di una ferita da arma da taglio. Sul posto sono intervenuti la Polizia di Stato, a cui spetta il compito di fare piena luce sull'accaduto, e la Polizia locale. Così commenta il fatto il sindaco Alessandro Basso. Preso atto dell'intervento che è avvenuto e delle forze dell'ordine che hanno prontamente preso in carico la situazione, e come diciamo sempre la nostra partita tanto nella rigenerazione quanto nella sicurezza e nella prevenzione non si fermerà e non si arresterà. Al centro della cronaca nelle ultime settimane è stata, per varie liti o risse, la zona di Piazza Risorgimento.
Diversi residenti e lavoratori sottolineano che l'area del Bronx negli ultimi mesi, almeno dal lato di via Marsure, non è stata caratterizzata da episodi di tensione. È un po' che la situazione era abbastanza tranquilla, quindi sono rimasta anch'io un po' sorpresa della cosa, ecco. Non ha sentito niente? Ha qualche vicino che le ha raccontato qualcosa? No, non so assolutamente niente. Stava lavorando? Ha sentito qualcosa? Alle 5:30 non c'era grande confusione, capita dei ragazzi, però a quell'ora non sono così fastidiosi, a volte stanno solo a chiacchierare, a volte si sente che fanno musica, però è un orario che mi è sembrato ancora accettabile. Io quando esco dal lavoro sorrido vedendoli, non sono mai stata disturbata. Siringhe conficcate nei tronchi degli alberi al Parco dei Bambini assumono una dimensione sempre più grave, inquietante. Lo spaccio e il consumo di stupefacenti nel quartiere Piave, siamo a Mestre. I tossicodipendenti consumano la droga anche al parco di Piazza Bainsizza. Ancora non è chiaro se le siringhe infilzate negli alberi siano stati un gesto di sfida oppure semplicemente una conseguenza dell'assunzione di droga. La denuncia dei residenti della zona che si sono svegliati con questa triste e pericolosa scoperta. Il monito ad aumentare i controlli e a rafforzare la sicurezza in tutto il quartiere. Tra l'altro sicurezza che è tema che in questi giorni, De Carlo, domina nel dibattito politico. Non sto neanche a citare tutti i casi, Bologna, Fakir, il caso Roggero. La sicurezza è il tema probabilmente della campagna elettorale Lo che è sempre verrà. stato. Allora, ogni campagna elettorale ha avuto il tema della sicurezza come tema. Sicurezza o percezione di sicurezza. Mai come in questo caso c'è una sinistra che imputa alla destra di non aver lavorato abbastanza sulla sicurezza. Cosa tra l'altro smentibile dai fatti, lo faremo anche oggi a Treviso in occasione di un incontro che faremo per smontare le fake news della sinistra, visto le assunzioni che non bastano mai di forze dell'ordine, l'inasprimento delle pene, gli interventi che abbiamo fatto. Però esiste una percezione di insicurezza e lo si deve, a me dispiace dover farne una questione etnica, perché lungi da me farlo, però purtroppo l'analisi è implacabile, e cioè esistono nazioni nelle quali l'utilizzo del coltello fa parte della cultura. Lo abbiamo sempre detto, culture balcaniche piuttosto che le culture magrebine hanno il coltello. Per di più c'è una seconda parte che è quella legata alle capacità e ai freni che le proprie culture danno. Soprattutto sugli italiani di seconda generazione. Gli italiani di seconda generazione non riconoscono l'autorità, in tanti casi purtroppo, dello Stato che ha accolto i propri genitori, e non hanno nemmeno i freni culturali e i retaggi della propria cultura, che notoriamente è molto meno permissiva di quella della cultura che li ha accolti. Quindi c'è una specificità evidente, lei dice, delle seconde generazioni. Purtroppo esiste proprio nei fatti. Non è vero che tutti quelli che delinquono sono italiani di seconda generazione o comunque stranieri, ma è vero sì che il 90% di ciò che accade perché vede come protagonisti stranieri o italiani di seconda generazione. E la questione è una questione proprio legata alla percezione della libertà che ciascuno di noi ha. Noi avevamo la libertà all'interno di regole ben fissate. Pensiamo all'oratorio, pensiamo alla scuola, pensiamo alla scuola quando ci andavamo noi. Adesso Boyd, lei è un pelo più giovane, ma viene dallo stesso pelo. Ma viene giusto un pelo, non si creda così più giovane. Ma venivamo da un contesto nel quale la maestra era una sorta di pubblico ufficiale nei confronti dei ragazzi e lo era anche nei confronti dei genitori. Oggi questo non esiste più, anzi la maestra spesso è in balia dei ragazzi. Lo è spesso anche l'infermiere e il dottore, tant'è che abbiamo dovuto in qualche maniera rafforzare anche quelle pene e quegli interventi nei pronti soccorsi, dove per qualsiasi cosa uno se la prendeva coi dottori. Poi andavamo all'oratorio e lì comunque c'era una forma di rispetto nei confronti, per quanto qualcuno fosse credente o meno, della religiosità. Oggi tutti questi freni, tutti questi non vincoli, ma
diciamo così, rispetto non esiste Quindi più. a fronte di ciò i decreti sicurezza, le strette del governo rispondono a una mutata esigenza, a un quadro che è cambiato. Sì, attenzione, rispondono nell'immediato a una mutata esigenza e al fatto che il cittadino medio non comprende perché a fronte di qualcuno che delinque e a fronte di leggi chiare, inasprite, poi il tutto si traduca in un arresto e poi magari con una liberazione il giorno dopo. Questo non si capisce, ma questa è una parte e dovremo continuare a lavorare. L'altra parte è la prevenzione. Noi non possiamo credere che non esistano regole e non esista libertà senza regole. La libertà senza le regole non esiste. Esiste la libertà solo quando c'è il pieno rispetto delle regole. Il problema di oggi è che non esistono più queste regole, non esiste più questo rispetto sociale all'interno di tanti contesti che porta i ragazzi spesso, purtroppo, ad essere disorientati e a credere che la libertà sia potersi mal comportare. In questo gli italiani di seconda generazione non hanno nemmeno l'educazione o i freni che avrebbero nel loro paese d'origine e quindi interpretano la ritrovata libertà rispetto ai loro paesi in una maniera che non ha confini e spesso li vediamo comportarsi in maniera indecente nelle nostre città. Senta, De Carlo, e li vediamo il giorno dopo liberi e questo è un grande problema. E lei prima parlava di bufale della sinistra, di fake news. A questo lei, voi come Fratelli d'Italia state dedicando una serie di incontri sul territorio, segno che la campagna elettorale è partita. No, segno che quando tu fai una cosa, io ho sempre detto a beneficio della stampa e delle televisioni, che un atto non è completo fino a quando non è comunicato. Noi abbiamo lavorato e tantissimo e spesso ci rendiamo conto che tutto ciò che abbiamo fatto non ha avuto una diciamo così, penetrazione all'interno dell'opinione pubblica e quindi cerchiamo, perché? Perché lo slogan più tasse per tutti, il slogan della sinistra, questo governo ha aumentato le tasse, non è vero, la CGA di Mestre ci dice che questo governo ha rimesso nelle tasche degli italiani 33 miliardi, allora noi portiamo useremo le fake news della sinistra e i dati che ci derivano per lo più non da esponenti di Fratelli d'Italia ma da dati oggettivi, quelli dell'Istat, quelli delle Camere di Commercio e quelli della CGA di Mestre, per dimostrare che a fronte di uno slogan da una parte, dall'altra parte c'è tanta concretezza. Questo significa che non avete comunicato bene? Questo significa che dobbiamo migliorare molto sulla comunicazione, perché quando qualcuno fa degli slogan più rimpatri, noi dovremmo essere in grado di dire che noi abbiamo rimpatriato il 46% in più dei migranti che venivano rimpatriati, che il blocco del 54% in più, che abbiamo bloccato gli arrivi del 46%, dobbiamo raccontare le cose, altrimenti passano messaggi altamente fuorvianti. Senta De Carlo, chi dice più bufale, la sinistra o Vannacci? Oh, è una bella domanda. Vannacci interpreta un malpancismo diffuso e spesso lo fa anche lui senza tener conto di quello che il governo ha fatto, o meglio, ponendosi a obiettivo 100 quando magari quell'obiettivo 100 non è semplicemente realizzabile. E noi invece dobbiamo dimostrare tutto ciò che abbiamo fatto in un lento processo e in un gradualismo di cui abbiamo bisogno per cambiare questa nazione, che ci porterà, spero, ad arrivare a 100, ma che oggi non è a 0 come quando governava la sinistra, dove la sicurezza era veramente l'ultimo dei problemi, dove l'immigrazione era l'ultimo dei problemi, anzi dove la sinistra ha favorito l'immigrazione illegale, che oggi ci troviamo a dover affrontare. Quindi credo che noi dobbiamo dimostrare come abbiamo in questi anni lavorato e che il nostro obiettivo è arrivare a 100 e che ci arriveremo, che non è stato facile, ma che c'è tutto l'impegno per farlo e soprattutto i dati oggi ci dimostrano di aver già iniziato un grande lavoro. Per cui chi ci dice che oggi abbiamo fatto poco, beh, insomma, dovrebbe studiare un po' di più. Stasera la si trova dove? Stasera a Quinto di Treviso, al BH Hotel, ci troveremo insieme a Filini, l'onorevole Filini, responsabile del programma, a Marco Osnato, presidente della Commissione Finanze, per raccontare anche sul fisco quanto abbiamo fatto, insieme a Claudio Borgia, insieme al commissario Loperfido, insomma a Marina Marchetto Liprandi e a tutti quei militanti e cittadini che vogliono sentire se oltre lo slogan della sinistra
c'è anche qualcosa di concreto. Beh, io credo invece che quando l'abbiamo fatto a Padova, e lo dico a Montegrotto, tante persone venute che non facevano parte del nostro partito, che magari sarebbero state orientate a votare qualcuno che si definisce più a destra di noi, si sono rese conto che il lavoro che avevamo fatto era grande, non è compiuto, ma insomma noi per raddrizzare una nazione dopo tanti anni di governo di centrosinistra e amici vari non è facile, però ci stiamo provando. Lei si sta rivolgendo anche agli aspiranti vanacciani? Guardi, io non credo che esistano aspiranti vanacciani, io credo che esista una popolazione, soprattutto quella veneta, che ha bisogno di risposte. E io voglio spiegare a quelle persone che le risposte le stiamo dando con ciò che abbiamo oggi a disposizione, con un'Europa che è cambiata e di molto, non è ancora l'Europa che vogliamo noi, non è ancora l'Europa dei popoli, ma che è cambiata di molto su tanti aspetti, su quello del Green Deal, su quello dell'immigrazione. Oggi l'Europa sull'immigrazione parla la voce del governo italiano e quindi io credo che questo sia una grandissima vittoria. Dopodiché attendiamo tutti maggiori risultati che sono frutto però di tanto lavoro e non di semplici slogan. Chiedo ad Alessandro Granziera, Antonio Poli in regia, che saluto e ringrazio, se possiamo portare il senatore De Carlo e i nostri telespettatori a Marostica, dove è tornata l'allerta del lupo. Quando ero di sopra mi sono svegliato e poi sono tornato a letto. Cioè, hai sentito un rumore come se fosse un animale che passava? Sì, però sento così tanti rumori alla notte che sono abituato. Hai mai visto o sentito altri animali qua a girare? No, tranne gli scoiattoli. Anche per i bambini che vivono a Valle San Floriano la presenza dei selvatici è normale, ma forse non tanto fino a trovarselo sulla porta di casa, come è accaduto pare più di una volta a un residente della borgata, l'ultima volta poco dopo l'ora della colazione. Personalmente non l'ho mai visto, però se le sono trovato in giardino anche qui vicino. Sì, quello sì, è stato visto tante volte qui in zona in diversi orari. Quando vai a passeggiare col cane fai fatica a lasciarlo libero. Sempre guinzaglio la notte la tengo dentro perché sì, ho sempre paura che magari passeggino qui intorno e entrino. Io veramente non li ho mai visti. Ma vi preoccupa? Penso di sì. Mille volte andavo a camminare su per il bosco, adesso non vado più con loro. E neanche da sola. Noi non abbiamo paura di tutti, se non spaventano addosso. Non hanno aggredito l'uomo finora, almeno qui. La presenza del lupo sulle colline nella piana di Valle San Floriano è ormai consolidata, ma la confidenza non deve essere alimentata e facilitata. Secondo me è meglio spostarli perché non si sa mai, anche quei piccoli qua che girano, che vanno avanti e indietro qua. Pochi giorni fa vi abbiamo raccontato peraltro di alcune pecore sbranate in pieno centro a Sarmede, in via Primo Maggio, poco distante proprio dal centro abitato, a ridosso delle abitazioni. È un tema per la montagna, e non solo per la montagna. Non solo per la montagna ormai, perché è diventato un tema quasi urbano. Se qualcuno pensa ideologicamente che la tutela del lupo significhi fare in modo che il lupo viva nelle nostre città e nei nostri paesi, probabilmente di habitat e di lupo ha capito poco o niente. È evidente che l'abbandono dei terreni di questi anni, l'abbandono di determinate pratiche agricole come il pascolo e la manutenzione hanno favorito il prolificare di questo animale, che non c'è stata gestione. Perché non c'è stata gestione, altrimenti altre nazioni che possono essere da esempio come la Francia, altre nazioni del nord che hanno previsto anche i prelievi e gli abbattimenti quando il numero non era congruo, non credo siano contro natura, anzi oggi il lupo è stato declassato peraltro dall'Europa, recepito anche dalla mia commissione, la commissione che presiedo, perché non è più una specie ad alto rischio, ma è una specie da tutelare sì, ma non più in pericolo di via di estinzione, quindi credo che si debba cominciare seriamente a fare un piano di gestione. Lo abbiamo, come per tutti gli animali, lo abbiamo previsto nella legge di revisione della caccia della 157, che prevede una gestione finalmente anche degli ungulati, cervi, cinghiali che in talune aree sono un vero pericolo,
quello del lupo è anche una percezione di pericolosità nei confronti dell'uomo che magari non esiste, anche se in certi casi è dimostrato, però sicuramente un lupo in un contesto urbano crea insicurezza, sicuramente espone chi si esce con il cane a un potenziale pericolo, ma sicuramente non fa parte di quella che si chiama tutela della biodiversità, perché un lupo in centro non serve a nulla. Dopodiché io sono anche convinto che i lupi devono stare nel loro habitat naturale, potenzialmente a cacciare animali selvatici, e questo lo dico perché se noi vogliamo continuare a presidiare determinate aree attraverso il pascolo e le malghe, difficilmente questo si collima con la possibilità di avere il lupo, anche perché recinzioni in alta quota, come sento dire, sono poco efficaci, basta conoscere la montagna, ma spesso purtroppo vedo parlare di montagna certi che la montagna non hanno mai vissuta, e quindi credo che lasciare a quelli che conoscono un po' di più la montagna la possibilità di gestirla sia meglio. E di montagna parleremo fra 2 minuti sempre con De Carlo, di montagna e specificità bellunese, a fra poco. Di nuovo in diretta con Luca De Carlo, dobbiamo parlare adesso di montagna. Abbiamo passato in rassegna diversi temi locali e nazionali, non possiamo non parlare di montagna, anche perché nei giorni scorsi al Senato De Carlo è stato autore di un intervento che ha posto l'accento sulla necessità non solo di attivare, di andare avanti con l'autonomia per il Veneto, sapete che ci sono stati dei passi in avanti con le preintese, ma anche con la specificità di Belluno. Beh, questo insomma è il referendum che il 22 ottobre 2017 di fatto ha dato forza al percorso per richiedere maggiori forme di autonomia in tutto il Veneto. In provincia di Belluno ha avuto un appendice ulteriore, che è stata quella appunto della richiesta fatta con referendum contestuale per il rafforzamento della specificità della provincia di Belluno, che è sancita da una legge, la 25 del 2014, che appunto prevede maggiori forme di specificità. Perché? Ma semplicemente perché la provincia di Belluno, che è una provincia tutta montana, contrariamente ad altre, è semplicemente schiacciata tra 2 regioni a statuto speciale, quindi Friuli Venezia Giulia da una parte e il Trentino Alto Adige dall'altra, e quindi ha oggettivamente delle situazioni di difficoltà aggiuntive rispetto alle altre, sancite peraltro dal fatto che esistano interventi in Parlamento legislativi sui fondi letti ad esempio, ma anche sui fondi di confine, per cercare il riequilibrio socio-economico di queste aree. Vecchia battaglia quella dell'autonomia e della specificità della provincia di Belluno, che non nasce con i movimenti, diciamo così, del nord, ma nasce ben prima a Belluno, tra il 68 e il 72. Gli allora esponenti del Fronte della Gioventù erano particolarmente attivi nel richiedere una specificità e una regione dolomitica, che poi ha avuto manifestazioni per 20 anni, fino al 92, quando c'è stata una proposta di legge dell'onorevole Franchi, seconda firma dell'onorevole Fini, proprio che chiedevano la specificità della provincia di Belluno. Quel periodo, ricordo a tutti, l'MSI particolarmente critico sulla regionalizzazione dello Stato del 70, e capiva che in questa regionalizzazione la provincia di Belluno, per le sue caratteristiche morfologiche e sociali, avrebbe avuto dei problemini in più, e quindi è una battaglia di destra. Lo è sempre stata. È una battaglia, ma questo purtroppo, o per fortuna, purtroppo per qualcuno, per fortuna per noi, ce lo racconta la storia. È del 72 questo grande movimento guidato da Guido De Zordo, De Mattei, Bolognani stesso, che dava forza a questa richiesta, a cui si sono aggiunte tante realtà e è cresciuta una sensibilità, per cui oggi io non voglio fare un discorso di destra e sinistra, queste sono le radici su cui affrontare, però ce l'ha detto quel referendum, che quel 22 ottobre 2017 vide più gente votare per il referendum bellunese rispetto a quello autonomista del Veneto. E quindi cosa vuol dire? Vuol dire che c'è una sensibilità in più, e quindi credo che in quest'ottica di avvicinare la politica al cittadino, e quindi nell'applicazione dell'articolo 116 della Costituzione, che dà maggiori forme di autonomia, assieme all'articolo 118, che è quello che si occupa di sussidiarietà, cioè quello che dice che le cose bisogna farle laddove devono farle quelle istituzioni, laddove lo fanno meglio, cioè quelle più vicino al cittadino, anche questa questione bellunese vada seguita. E chi può seguirla se non l'unico rappresentante del bellunese all'interno del Parlamento?
Parlamento, sia Parlamento che Camera, e io quel giorno ho acceso un riflettore dicendo bene le prime intese sulle 4 funzioni, bene l'autonomia differenziata, ricordiamoci però che esiste, e nessuno a Belluno se l'è dimenticato, anche una richiesta di rafforzamento della specificità bellunese. Credo che questa sia una partita che non ha colori politici a Belluno, tant'è che il risultato fu talmente ampio, 98%, che fu un plebiscito, e io ne sono stato semplicemente il, diciamo così, quello che il testimonial in questo caso. Però De Carlo, chi è che deve attuare la specificità del bellunese? Perché lei cita la legge 25, ma c'è anche lo Statuto regionale del Veneto che all'articolo 15 afferma la specificità bellunese. Quindi, e lei se lo ricorda bene quell'articolo dello Statuto. Dovrebbe essere la regione ad attuarla. Ma certamente, infatti il mio qual era appello era, in un'ottica di maggiore autonomia da parte della regione, in questo primo inizio, come l'ha detto il governatore Stefani, le 4 funzioni sono un primo inizio, dopodiché si arriverà, io non so se si arriverà alle 23 materie come dice l'ex governatore Zaia, ma quando si arriverà a maggiori forme di autonomia sarà la regione sì a dover dare, come sempre hanno detto gli esponenti regionali, prima l'autonomia regionale e poi la specificità di Belluno. Quindi io ho semplicemente ricordato che i bellunesi non si sono dimenticati di quella promessa e che sono pronti, con il loro rappresentante in Parlamento, ma anche con tante istituzioni sul territorio, a ricordare che quel giorno, quel famoso 22 ottobre 2017, Belluno si espresse in maniera unitaria. È un passaggio politico importante perché di fatto il Parlamento si fa garante di un passaggio democratico istituzionale. Il Parlamento oggi deve devolvere funzioni e materie attraverso un iter abbastanza, diciamo così, articolato a tutela poi anche della democrazia, ma non solo del rispetto delle regole, e è su base volontaria, ripeto, quindi sono sempre molto colpito quando le regioni del sud sono contro l'autonomia. Se non la vogliono possono fare a meno di richiedere le materie, non cambia nulla perché tanto a saldi invariati, ma se noi vogliamo maggiori forme di autonomia perché la interpretiamo come un'assunzione di responsabilità, bene, noi le vogliamo in Veneto ed è giusto che sia così. Bisogna tener conto che a Belluno vogliamo maggiore specificità, ma è una cosa straconosciuta tra tutti gli esponenti, che è sempre stata bipartisan, che non ha un colore politico e che è giusto che chi ricopre taluni ruoli ogni tanto ricordi. In 10 secondi posso farle un'ulteriore domanda? La provincia di Belluno avrebbe le competenze, le risorse, più che le risorse, le competenze e la struttura per gestire questa specificità? Quando ci sono le risorse automaticamente cominciano ad arrivare anche le competenze. Cosa vuol dire le competenze? Dove per competenze intendo quelle strutture e quel personale in grado di gestire le risorse. È chiaro che una provincia piccola non sempre può avere ruoli apicali di straordinario valore, ma è altrettanto vero che quando ci sono le risorse ci si può anche ben allenare per usarle bene. Quindi l'assenza di competenze non può essere un alibi? Mai. L'assenza di competenze non può essere mai un alibi. Abbiamo il dovere, proprio il senso della responsabilità di saper sfruttare bene le risorse. Lo dico in una provincia nel quale, in un ultimo report che avevo fatto, c'erano 41 milioni di avanzi di bilancio utilizzabili dai comuni, quasi 20 milioni di avanzo utilizzabile dal consorzio BIM, che significa quasi 1 milione a comune a disposizione. Io credo che non manchino probabilmente in taluni casi le risorse a Belluno, ma manchi forse la struttura per fare veramente risolvere i problemi, e a volte manchino anche le idee. Grazie Luca De Grazie Carlo, a voi. senatore di Fratelli d'Italia, presidente della Commissione Agricoltura, Industria, Turismo al Senato. Grazie alla regia di Alessandro Granziera e Antonio Polla. Io vi lascio subito dopo la sigla a Casa Pappagallo, e alle 16.05 il film dedicato alla vita straordinaria di Jacques Cousteau, L'Odyssée, un film francese del 2016. È tutto per il momento, noi rientriamo in diretta alle 18.25 con l'edizione regionale, 19 Venezia, 19.30 Treviso e Belluno. Grazie davvero per l'attenzione e buon proseguimento su Antenna 3.